Da sindaco ho sempre detto che Verona è ai margini dell'impero. Io non posso dire che l'attuale governatore Zaia non mi abbia risposto, perché ha sempre risposto. Il problema è che poi non ha fatto, e lo vedo proprio con l'ospedale, dove io ho perso anche le elezioni per l'ospedale, perché mi hanno chiuso l'ospedale proprio in campagna elettorale. E a Zaia io gli scrivevo tutti i giorni, lui mi rispondeva, però poi non venivano fatte le cose. Ecco perché si dice che Verona è ai margini dell'impero, perché soldi su Verona dalla regione non ne abbiamo visti molti. Temo che ci sia un fondo di realtà che dipende da diverse variabili. Anche in quest'ottica siamo certi, anche per il contributo di peso politico che sia Fratelli d'Italia che Verona in generale può portare a livello regionale in questa tornata, credo che anche da questo punto di vista abbiamo un'occasione per recuperare terreno, perché è vero che Verona, che è la provincia che ebbe il primissimo governatore del Veneto negli anni 70, l'allora Tomelleri, poi negli ultimi lustri è stata un po' più marginale di quello che meriterebbe la nostra provincia. Padova, Venezia, un po' Treviso hanno una posizione dominante, però non è vero che Verona sia esclusa da qualsiasi scelta importante. Faccio riferimento ad esempio al vicepresidente della regione Elisa De Berti, che col suo ruolo ha saputo portare anche risorse fondamentali per Verona, per la sua provincia, non solo cercandole nei bilanci regionali, come abbiamo detto, in difficoltà, ma anche venendo, io l'ho vista, lo posso testimoniare, ogni mese a Roma a batter cassa all'ANAS, al MIT, con FS.